Amici di Radio Guest, buon weekend, anche oggi con un illustre ospite del nostro tour di interviste che ogni settimana arrivano nei nostri canali. Siamo con Andrea Del Fabbro, direttore artistico di Folkest. Andrea, benvenuto, buongiorno. Un saluto a tutti. Grazie innanzitutto di essere qua, ma prima di parlare di Folkest, un festival che sicuramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è ormai famosissimo e ha caratterizzato la nostra regione, vogliamo conoscere il direttore artistico, cioè vogliamo conoscere meglio te, chi sei e chi è Andrea Del Fabbro. Ma Andrea Del Fabbro è uno che si è interessato fin da ragazzo per una serie di fortunate coincidenze alle tradizioni popolari. Fortunate coincidenze perché alcune persone particolarmente significative della cultura friulana, da Eterredo Pascolo a Percheco Placeriani, erano amici dei miei e quindi sono cresciuto con questi eterni ragazzi e combattivi ragazzi, come dicevano loro, in casa. E questo per me è stata una fortuna, perché da un lato mi ha forgiato su certe convinzioni, dall'altro mi ha sempre stimolato a essere curioso. Ho fatto il liceo classico Stellini a Udine, quindi anche lì aumenti la curiosità, no? Soprattutto per chi l'ha fatto in quegli anni, e quindi diciamo che la curiosità è la molla che ha sempre mosso il mio fare musica, cercare di capire come funzionava questo mondo che era legato alla cultura contadina, questa cultura contadina che stava morendo, parliamo di fine anni 70, primi anni 80, si stava ormai disgregando e il mondo friulano si stava trasformando in questa realtà che noi oggi conosciamo. Per contro, a fianco a questo, faccio il mio lavoro di direttore artistico del festival, che vuol dire essere attento a cosa succede fuori dal Friuli e essere ugualmente curioso, perché dobbiamo vedere dove va la musica, ma sia la musica, diciamo, la musica di mercato, il pop, il rock, eccetera, sia la musica non di mercato, ovvero l'esperienza della musica acustica, la musica antica, il folk, la world music, il jazz, e capire un po' dove le tendenze artistiche a quel punto ci stanno portando. Hai parlato appunto dei Folkest, il festival che tu dirigi artisticamente. Parliamo un po' di storia. Innanzitutto nasce in una delle regioni più multietniche dal punto di vista non soltanto della propria popolazione, ma anche dal punto di vista della cultura. Il Friuli è veramente ricchissimo da questo punto di vista. Parliamo quindi di Folkest e parliamo della sua storia, che è arrivato a 41 anni, giusto? Sì, è nato in quegli anni del dopo terremoto, dove c'era voglia di andare a ricercare da dove si veniva, perché se non conosci bene le tue radici, da dove vieni, non saprai neanche mai dove dovrai andare o dove vorrai andare. E questa è una lezione che gli storici del passato ci hanno consegnato, i pensatori del passato ci hanno consegnato, e che forse più spesso ci dovremmo riflettere su questa cosa. Quindi questa cosa è sicuramente stata molto importante e significativa per noi, e questo voleva dire anche confrontarci con tutte le realtà delle minoranze etniche, delle minoranze culturali dell'Europa e del mondo, sia per migrazioni reciproche, moltissime genti friulane, carni che sono andate a lavorare in Istria a partire dal 1700, ma anche prima, e ovviamente c'è stata poi l'immigrazione istriana di un sacco di gente dopo l'esodo, dopo la seconda guerra mondiale. Quindi c'è una frammistione antica e contemporanea. Quindi piano piano, da queste istanze che erano molto culturali, in qualche modo anche politiche se vogliamo, perché c'è sempre un perché politico, non partitico, ma politico quando fai delle scelte di questo tipo, perché ti rivolgi indifferentemente a tutti gli strati sociali e a tutti i tipi
di persone che ti puoi trovare davanti, non vuoi fare distinzioni, perché il messaggio culturale deve essere rivolto a tutti. Molto bene, quindi continuiamo a parlare di Folkest o Folkest. E per quanto riguarda l'edizione del 2021-2020 è stata caratterizzata indubbiamente dalle restrizioni, dalla pandemia, ma ora cosa succederà, Andrea, per il futuro? Io immagino che ci troveremo di fronte a una situazione non molto lontana da quella del 2020, se ragioniamo in termini concreti, perché se si dice che il piano di vaccinazioni, il piano di messa in sicurezza sociale, non dico si concluderà, ma arriverà a un buon punto a partire dall'autunno, e noi il festival lo dobbiamo fare quest'estate, quindi saremo ancora nel mezzo del quadro. Devo dire che l'anno scorso, nonostante tutto, spostandoci di periodo, Folkest di solito si svolge tra giugno e luglio. Sarebbe stato impensabile immaginarci qualcosa del genere. Siamo andati a realizzare nei paesi senza pubblico, soltanto portando i musicisti nei paesi una serie di incontri che abbiamo filmato e poi portati sul web, distribuiti nelle TV locali, e facendo in questo modo lavorare moltissimi musicisti che erano completamente fermi, anche tra l'altro, quindi cercando di dare un aiuto per quanto era nelle nostre piccole possibilità a tutti quelli che erano completamente fermi dal mese di marzo, perché ricordiamoci che il mondo dello spettacolo si è fermato un anno fa e ancora non è ripartito. Abbiamo fatto finta di ripartire, ma realmente... e comunque il festival lo scorso anno, con le capienze ridotte a 200 persone per sera, ma siamo riusciti a farlo in tutti i paesi che avevamo programmato. Ed è la cosa che faremo anche quest'anno. Ci auguriamo che quest'anno, come così si era adombrato un mese fa, si vada a ragionare sul 50% delle capienze, non un terzo o ancora meno questi diciamo massimali di 200 persone, che erano veramente estremamente limitativi. Okay. Sicuramente il numero delle persone ai concerti sarà determinato anche dai contagi, dai numeri che saranno forniti dai CTS, che ovviamente stanno dettando un pochettino le regole. Speriamo, ovviamente ci auguriamo che i prossimi mesi siano migliori. Allora, parliamo anche di turismo un attimino, perché il turismo interno ne ha risentito in modo positivo grazie a Folkest. Parla del turismo interno della nostra regione, chiaramente. Sì, certo, noi siamo partiti un po' di anni fa andando a ragionare con l'allora azienda regionale per la promozione turistica, dove ci hanno guardato come marziani quella volta, parliamo dei fine anni 80, primi anni 90, dicendo: signori, noi abbiamo una manifestazione che tocca 25-30 comuni in tutta la regione, ma non pensate che possa essere un bel veicolo promozionale per la nostra regione, per tutta quella fascia media dove ci deve andare un turismo attento, al quale piace l'ambiente naturale, noi ce l'abbiamo, il cibo buono ce l'abbiamo, il bere buono e controllato ce l'abbiamo, le offerte culturali di qualità ce l'abbiamo, magari i campeggi, i bed and breakfast. Orpo non ce l'abbiamo, erano i primi anni 90. Pian piano però tutto questo è cresciuto in regione e fortunatamente i fatti ci hanno dato ragione, perché dalle promozioni ai grandi poli che in quel momento erano Legnano, Grado, Tarvisio, Piancavallo, che per l'amor del cielo ovviamente vanno continuati a promuovere, ma c'è tutta un'altra fascia dove c'è un turismo più attento, il turismo che viene 2 o 3 giorni, che è la gran massa dei turisti di oggi. Si va, ci si prende 2 giorni, mirato, poi internet ci aiuta a farci gli itinerari prima, a scoprire le cose da seguire, si prenotano le visite nei musei, nei castelli, nelle situazioni belle, e noi ne abbiamo tantissime. Stavo dicendo, la nostra area geografica ha dei rantaggi storici grazie ai quali sono nate
appunto delle strutture come castelli, ma lo stesso tagliamento a livello naturale, in questo caso il carso, ma veramente io ogni tanto dico potremmo vivere di turismo noi, perché una regione come il Friuli è invidiabile, con tutto rispetto alle altre Si dice che tutta Italia potrebbe chiudere le fabbriche, no? Come? Si dice che tutta Italia potrebbe chiudere le fabbriche e vivere di turismo. Quanto vuole. Senza inquinare, senza, no? Assolutamente. Incassando delle cifre da paura, no? Non voglio dire un numero, un dato sbagliato, ma il 70% del patrimonio artistico mondiale risiede in Italia. Quindi. Sì. Siamo arrivati alla fine. Le conclusioni, un punto di vista da parte tua, Andrea Del Favero, direttore artistico di Folcast, e naturalmente anche ringraziamenti, perché immagino che Folcast di collaboratori e partners ne abbia. Sì, naturalmente noi dobbiamo sempre ringraziare chi ci permette, perché noi saremmo anche bravi, ma se non avessimo chi ci aiuta e fa dei percorsi comuni con noi, no? Quindi dalla regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, i vari comuni, in primis il comune di Spilimbergo, dove noi abbiamo la sede e facciamo una serie di iniziative centrali, poi tutti i comuni che ogni anno lavorano con noi nella realizzazione dei vari spettacoli, il comune di Udine col quale facciamo ogni anno dei progetti speciali, la comunità autogestita nazionale italiana di Capodistria, l'AIAS di Capodistria, il comune stesso di Capodistria, e poi il Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia anche. E poi non dimentichiamo anche che da 3 anni siamo in Cadore, no? Cadore, questa terra legata, cioè fino al 1850 era diocesi di Udine, parte della Carnia al Cadore, no? Era una terra, poi è passato sotto Belluno. E quindi anche con loro andiamo a riallacciare vecchi legami culturali e non solo. Io mi chiamo Del Favero, mio nonno veniva da Valle di Cadore, quindi per me è proprio anche un ritornare nelle mie terre d'origine, no? Quindi c'è tutto un lavorio dietro a queste cose qua. Poi chiaramente noi le diciamo in 4 parole, ma logicamente c'è un lavoro continuo. Noi abbiamo una segreteria che è aperta tutto l'anno, noi lavoriamo tutto l'anno, un anno per l'altro, anche un anno 2 in avanti. Logicamente anche quest'anno avremo un'altra edizione, per forza di cose, non dico limitata, ma calibrata alle situazioni alle quali ci troveremo davanti. Ma altrettanto logicamente noi stiamo già ragionando sul 2022, dobbiamo ragionare sul 2022, perché dovremo rilanciare tutta una serie di realtà che adesso non possiamo mettere in atto, grossi spettacoli a pagamento non possiamo immaginarli. Per il 2022 li rimetteremo in strada. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi.